quasi ti senti un estraneo in sostanza in un angolo di questa città. Giugno 2009, Giovanni Finco ci guida nella sua personale battaglia per riportare ordine e sicurezza nella zona del quartiere Piave, soprattutto tra le vie Monte San Michele e Trieste, a ridosso della stazione. Risultato: un accerchiamento, un'aggressione di chi non vuole che le telecamere riprendano ciò che accade ogni giorno in questa zona di Mestre. Segue un giro di vita delle forze dell'ordine che sembra dare dei risultati, almeno all'inizio. Maggio 2010. La situazione è uguale all'altro anno. Giovanni Finco non smette di lottare, molti altri residenti hanno paura. Lui raccoglie foto e immagini di quanto avviene a ridosso dei 2 minimarket etnici a poca distanza dalle abitazioni. E cominciano ad agglomerarsi, mettersi assieme e là bevono birra a più non posso. Basta passare di là 40-50 alla volta, insomma, bevono birra tutti con la bottiglia in mano per strada. E più di qualche volta succedono delle risse che sono risse non indifferenti. Senza contare il peggio. E si vedono tranquillamente gente che dà fuori droga. Situazione insostenibile e minacce costanti. Un giorno mi hanno messo anche 2 dita così sotto perché ho chiesto per cortesia di levarsi via dalla portineria dove si entra. Qualcosa era cambiato quando un'ordinanza aveva imposto la chiusura alle 19:30, ma è bastato che cambiasse la gestione perché il blocco non avesse più valore. Finco ha scritto nuovamente alla polizia locale, al comune, al prefetto. Portavoce di un disagio crescente, una zona dove la concentrazione di extracomunitari è fuori controllo, non razionale, un nuovo ghetto che poi trova il suo sbocco nella già problematica via Piave. Si deve avere un progetto, non può andare avanti 8 anni la gente in questo modo, birra in mano, eccetera, eccetera. Cosa fanno questi dopo? Alle 10 di sera, 10:30, dove vanno?